Buon pomeriggio amici appassionati di Kun Company, siamo qui al Pala 1 per commentare insieme l'ultima giornata del campionato studentesco, la Lega Scuole Superiori. Si chiude oggi con l'incontro, il primo di giornata tra Pareto e Voltaire. Andiamo a leggere gli schieramenti delle due formazioni. Pareto schiera Hayat, Khaled, Albiero, Bianchi, Dell'Anna, Mukhtar, Piccolo e Portic. Voltaire invece si schiera con Di Nicuolo, Mari, Massa, Matombe, Papa, Stivala e Viscardi. E si comincia dunque. Hayat. Viene incontro il numero 5 Albiero. È partito Bianchi, visto e servito. Gran controllo di Bianchi. Prova il tocco morbido. Viscardi in chiusura. Albiero. Prova ad andare, largo, gran pallone il destro di prima intenzione di Piccolo che porta avanti il Pareto. Palla in verticale, bene da Khaled, buono il controllo, Khaled va via, grande guizzo, Khaled! Non c'entra lo specchio della porta, grande opportunità per il numero 9. Mari e Papa, scambiare, bene, ancora Papa con il sinistro, buona combinazione, attento a Hayat. Ancora Mari, ancora col sinistro, poi Khaled che riesce bene a smistare per Dell'Anna che fa partire il destro, Viscardi para, Bianchi, ancora Viscardi, due volte. Viscardi ancora, rischia un po', si appoggia su Massa, c'è un tocco con il braccio, batte subito Papa, occhio a Mari, dentro per Papa, non può sbagliare e non sbaglia, sotto le gambe di Hayat, super gol di Papa, 1-1. Papa ancora si libera bene, prova ad andare con il destro invece che calciare con il sinistro, occhio al contropiede qui, numero di Piccolo, buono il pallone per Khaled, ancora per Piccolo che a porta vuota incredibilmente colpisce il palo, super contropiede qui, non sfruttato da Pareto. Viscardi sbaglia, allora Khaled scambia bene con Piccolo, il destro di Khaled che stavolta non perdona, errore di Viscardi punito e 2-1 per Pareto. Piccolo controlla, attaccato, buona chiusura di Nicuolo, grande palla, Piccolo dentro, è un super gol questo di Pareto, freddo Albiero, chiude un grandissimo 1-2 con il suo compagno e mette a segno il gol del 3-1. Numero di Mari, deve calciare, lo fa! E trova un grandissimo gol, quello del 3-2, Voltaire ancora in partita, grazie a Mari. E finisce qui il primo tempo, risultato sul 3-2 per Pareto. Ricomincia il secondo tempo con Dell'Anna subito al tiro. Bravo Papa nel girarsi, punta tutta la difesa, la palla schizza buona per Mari. Bravo in uscita Hayat. Controllo di Bianchi che può calciare, lo fa partire adesso. Clamoroso e sfortunato autogol di Massa. 2 gol di nuovo di vantaggio per Pareto. Viscardi si appoggia, Massa può calciare, mette il pallone dentro, bravo Khaled in copertura, riparte Piccolo, di tacco, gran palla, Khaled, Viscardi in chiusura, ancora Piccolo con il destro, fuori di poco. Papa rischia, Viscardi, anche lui la fa passare ma la regala ad Alberto che con il sinistro la mette dentro. Errore qui di Viscardi ed è 5-2 per i verdi. Il tocco all'indietro, Mari controlla con il sinistro e scarica un bolide in porta, 5-3. Opportunità Pareto, ricomincia Dell'Anna, la perde Mari, il tocco per Papa, finta con il sinistro, destro, partita completamente riaperta, freddo Papa, 5-4. Mari tocca per Papa, traversa piena, che opportunità per pareggiare l'incontro sui piedi del numero 9.
Scocca ora il 20°, Papa sul punto di battuta, va con il destro e trova il gol del pareggio su calcio di punizione. Papa fa 5-5, che partita tra Volterra e Pareto. Viscardi, Massa va in porta, Ayet e finisce qui. Dunque triplice fischio, 5-5, una bella partita, divertente. Il risultato dunque dice parità